Come è venuto a conoscenza del sistema informatico chiamato ECM? Da una confidenza di un tecnico informatico. Mi ha detto che sui nostri computer è installato un sistema che consente all'insaputa dell'utente di essere, tra virgolette, spiato. Qual è stata la sua prima reazione? E la mia prima reazione è stata di incredulità. Mi sembrava una cosa troppo grossa, perché ho pensato subito alla segretezza delle indagini. Non poteva ignorare una confidenza di tale portata? Sì, nel senso che questa informazione, se vera, non avrei sicuramente potuto tenerla per me. Per cui ho deciso di chiedergli di fare una prova. Prendiamo un appuntamento e vi autorizzo a farlo sul mio computer e vediamo cosa viene fuori. L'esperimento organizzato dal giudice Tirone cancella ogni dubbio. Con ECM i magistrati possono essere spiati. In contatto con un altro tecnico informatico che lavorava in un altro ufficio giudiziario, ci siamo sentiti al telefono. A un certo punto il mio interlocutore mi dice: senta, lei attualmente vede qualcosa di strano sullo schermo del suo computer? E io gli ho risposto: no, onestamente io non lo vedo come prima. Dice: beh, sappia che io la sto già vedendo. E lei che ha fatto? E ho detto: va bene, allora adesso io scrivo un file, lo chiamo Dante, e comincio a scrivere. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. E lascio in sospeso. Il mio interlocutore mi dice: lei ha creato un file che si chiama Dante, poi vedo che nel file che io avevo davanti allo schermo qualcuno scrive buongiorno. E come continua? E siamo andati avanti a scrivere tutta la Divina Commedia. No, perché poi a questo punto per me la prova era evidente. Durante la prova non le è apparsa mai una finestra con la quale si chiedeva un'autorizzazione? No, assolutamente no. Non ci sono alert, nessuno mi ha detto: guardi che qui qualcuno forse ha preso possesso del suo computer, è successo qualcosa. No.